Dunque, mi scuserete perché il commento visivo di questo discorso, che avevo preparato con cura, è sparito dalla chiavetta elettronica per qualche magia, forse anche per l'intervento di Carlo Fontana, di cui io sono un po' un detrattore, e quindi comunque sia, sicuramente chi è interessato a vedere le immagini che avevo raccolto può venire domani al convegno, perché più o meno userò lo stesso tipo di illustrazione. Ecco, io comincerei questa descrizione della figura di Fontana con un intervento ripreso dalle Vite del Lione Pascoli, che effettivamente dipinge Fontana con un certo distacco, che meraviglia in un autore di vite di artisti, che di solito sono sempre intonate all'incensamento del soggetto, no? Se pensate al Vasari, ogni volta fa un'introduzione che esalta in qualche modo indirettamente la figura che poi descriverà. Non è questo il caso del Pascoli, anche se Pascoli riconosce in pieno l'importanza di questo architetto, che sicuramente è stata una cerniera storica tra la città barocca e ciò che sarebbe avvenuto successivamente, nel Settecento soprattutto. Ma sentiamo la voce del Pascoli, interpretato ovviamente dal nostro